Va completandosi l'inchiesta sugli omicidi dei coniugi Giovanni Maria Azzena e Giulia Zanzani e del loro figlio Pietro, uccisi il 17 maggio scorso nella loro casa di Tempio. I carabinieri continuano a interrogare persone alla luce degli elementi raccolti e della documentazione trovata nel negozio gestito da Giulia Zanzani. Gli inquirenti cercano di inquadrare il movente che avrebbe spinto l'unico accusato, l'amico di famiglia Angelo Frigeri, rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari, a compiere i delitti. L'indagine verte in particolare sui rapporti d'affari tra Azzena, Frigeri e altre persone i cui nominativi erano annotati nei registri tenuti dalla vittima e conservati nel negozio della moglie. Il giro d'affari sembra essere legato alla compravendita di auto usate, anche se la pista dell'usura, reato per cui Azzena fu arrestato nel 2008, non viene esclusa. Al momento comunque non risultano altri indagati. Intanto non è stata ancora fissata la data dell'incidente probatorio richiesto dal difensore di Frigeri Giovanni Colli sulle memorie di telefoni e computer sequestrate al presunto assassino. Frigeri, nonostante abbia reso per 2 volte formale confessione davanti agli inquirenti, nei giorni scorsi ha scritto una lettera al quotidiano La Nuova Sardegna per sostenere la sua estraneità ai delitti.